Noi sosteniamo il no al prossimo referendum perché il tema della giustizia non viene affrontato nel merito. Sappiamo che è una battaglia politica che ha portato avanti il governo, comprimendo i tempi della discussione e dell'approfondimento, e non tocca nessuno dei veri problemi della giustizia su cui anche ci sarebbe magari da ragionare. Ma abbiamo visto che il tema della separazione delle carriere è un tema che è già presente nel nostro ordinamento, ci si potrebbe lavorare sopra, ma questo referendum, che millanta di intervenire su certi temi, non incide veramente sulle questioni. È il segretario cittadino del Partito Democratico a lanciare la campagna referendaria per il no a Padova. 2 mesi fino ai prossimi 22 e 23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per dire se approvano o bocciano la riforma della giustizia proposta dal governo Meloni. Una riforma che non piace agli esponenti del Partito Democratico. Uno dei punti più critici è l'aspetto del sorteggio delle componenti del CSM e anche la costituzione di diversi organismi, quindi andando a dividere quella che è la struttura dei meccanismi di tutela del sistema della giustizia. Quindi quello a cui andiamo ad assistere è un indebolimento delle garanzie che abbiamo, dell'autonomia della magistratura, dell'indipendenza, esponendoci al rischio fino anche all'aspetto della casualità del sorteggio solo sulla parte dei magistrati, mentre sulla parte dei cosiddetti laici abbiamo delle liste ristrette ma fatte dal Parlamento. Il referendum confermativo del testo della riforma non richiede il quorum. Per questo, dicono i Dem, è importante andare a votare. Questo referendum non ha quorum, quindi le persone devono andare a votare, perché altrimenti possiamo pensare che anche se solo uno va a votare, quella persona lì vince.